Nel 2022 sono oltre 20.600 le assunzioni di professionisti di tecnologie dell'informazione e comunicazione previste in Veneto, il 17% in più rispetto al 2021, ma la gran parte delle risorse umane, circa il 60%, è difficile da reperire. Un divario che Stage.it, l'evento promosso da Confindustria Veneto Est e Università di Padova, cerca di colmare facendo incontrare gli studenti dell'università con le aziende del territorio. Sono circa 70 le aziende di Padova, Treviso, Venezia e Rovigo che in Fiera Padova hanno incontrato laureandi in informatica, ingegneria e statistica per trovare candidati ideali per un'opportunità di tirocinio. Ecco cosa cercano gli imprenditori. La tecnologia e quindi il saper utilizzare e scrivere codice informatico e la gestione dei dati sono skill che vengono sempre più richiesti all'interno delle aziende. E quindi l'incontro di oggi è specificatamente con studenti che vengono dal corso di informatica che afferisce al Dipartimento di Matematica Pura ed Applicata e gli studenti di ingegneria informatica che vengono da parte del Dipartimento di Ingegneria e quelli di statistica di indirizzo tecnologico. Dopo 3 anni di assenza per colpa della pandemia, Stage.it torna in presenza con i colloqui faccia a faccia tra le imprese e i candidati. Le competenze digitali sono molto importanti per le imprese che sono alla ricerca di giovani figure professionali. Noi adesso stiamo proponendo un progetto per integrare ChatGPT con una soluzione che si chiama Pincor, che serve per gestire tutti i dati di prodotto delle aziende. Questi dati servono poi per essere distribuiti nei canali di vendita online come i marketplace, gli e-commerce, i siti, e quindi ChatGPT può dare questo incremento per creare descrizioni di prodotto. Sono stati oltre 170 gli studenti da tutto il Veneto che hanno partecipato. Studiando io la laurea in statistica, nei dati e nel machine learning. Cosa ti aspetti da questa opportunità? Capire se quello che sto studiando è ricercato dalle aziende, anche capire cosa potrei fare un domani. E vorrei un po' capire come quello che facciamo all'università viene poi affrontato nel mondo del lavoro, cioè quali potrebbero essere effettivamente le conoscenze che sono richieste e quello che poi dovremmo fare.